E sempre qui da Genova, che ha ricevuto il testimone da Padova, visto che è a Padova che si è svolta proprio l'ultima edizione di questa grande festa dedicata all'agricoltura, noi salutiamo con piacere chi ha dato ospitalità a questa festa, Alessandro Ghiro, presidente regionale della CIA, della Confederazione Italiana Agricoltori. Allora Presidente, siamo usciti dai nostri confini, un'occasione è proprio quella anche di far conoscere agli amici liguri le nostre grandi tipicità, un mare, qui dicono, sì, dallo slogan. È ovvio. La parola di moda è globalizzazione, noi siamo venuti in Liguria con il Veneto a presentare i nostri prodotti, questo che ormai è un appuntamento tradizionale per la Confederazione Italiana Agricoltori. Quest'anno è dedicata alla vendita diretta dei prodotti, sappiamo che è un settore importante dell'agricoltura, non è l'unico, ma coloro che vivono in città, i prodotti tipici, i prodotti di qualità hanno un loro mercato che può essere così riassunto nella vendita diretta e nelle filiere corte. Questo vogliamo dire e vogliamo fare assaggiare i nostri prodotti. È un momento molto particolare quello che sta vivendo l'agricoltura, di grande trasformazione anche da un punto di vista proprio burocratico, insomma finalmente si stanno raggiungendo quegli obiettivi che da anni voi state perseguendo, soprattutto per quanto riguarda anche uno snellimento di certe pratiche. Sì, diciamo che le esigenze sono presenti da molti anni, i passi in avanti non ne vediamo molti. No, siamo fuori regione, ma insomma un pensierino al Veneto lo dobbiamo fare. Noi attendiamo che questo nuovo assessore faccia dei passi significativi. Ci sono leggi e progetti e temi che sono fermi ormai da mesi, bisogna farli partire, altrimenti dovremo fare qualcosa. Voi avete coinvolto tutte le realtà che possono avere a che fare in qualche modo con l'agricoltura, non solo istituzionali ma anche quelle che poi ci lavorano, dalle donne ai bambini, anche agli anziani, insomma tutte realtà sociali che possono dare un loro contributo per mantenerla viva, perché comunque l'agricoltura è la base. È un vecchio slogan della Confederazione Italiana Agricoltori, diceva l'agricoltura è vita, difendiamola, ed è così, cioè oramai il negativo lo ha dimostrato, è stato dimostrato dall'andamento dei prezzi dei generi alimentari, si vede come questo terreno sia un terreno sensibile, perché dietro all'alimentazione c'è tutto, c'è la crescita, c'è lo sviluppo, c'è la cultura. A volte questo è sottovalutato, pesantemente sottovalutato, si pensa che ma sì, tanto di cibo ce n'è, le cose non sono proprio così. Quindi la quantità, la qualità e il giusto prezzo, che deve sempre tener conto di costi di produzione, che ormai questo è chiaro che la gran parte del prezzo dei prodotti vanno alla trasformazione, come c'è. Anche lì sono i costi, poi, ma anche l'agricoltore deve avere il suo, altrimenti l'agricoltura non tiene. Ecco, questo è anche un messaggio di chiarezza che vogliamo mandare, cioè noi siamo contro gli aumenti di prezzi dove è possibile, però anche gli agricoltori, la benzina, il gasolio costa, se si pensa per esempio a una serra, che è il 30-40% del costo di una serra il gasolio, uno fa i conti e può capire cosa è successo. L'irrigazione, per irrigare i campi ci sono le pompe, i quali sono messi in moto dai trattori, i quali consumano gasolio. Ecco, non sempre i cittadini, non solo i consumatori, i cittadini hanno presenti questi problemi, e invece sono problemi reali che l'agricoltore ha più difficoltà di altri a scaricare, questo è un problema. Quindi questa trasparenza aiuterà insomma a far comprendere anche il perché di certi costi e soprattutto perché l'agricoltore si trova ad essere in mezzo tra due fuochi suo malgrado. Presidente, noi però qui siamo anche ad una festa dove ci sono le degustazioni, e voi il Veneto come ha tentato gli amici liguri? No, per questo non ci sono problemi, abbiamo portato un po' di nostri prodotti veneti, dal vino di vari colli, quelli asolani, il prosecco, i colli ugani, Verona, abbiamo un po' di tutto, i nostri formaggi non c'è problema per tentare la gola. Quindi il problema di tenere a bada, sapere che è una degustazione e soprattutto riuscire in questo dare un pezzo di formaggio, un bicchiere di vino, spiegare cosa ci sta dietro. Il Veneto non è la Liguria non è la Toscana, cioè ognuno ha le sue specificità, noi abbiamo le nostre. Se riusciamo a spiegare anche questo a chi ci viene a trovare, pensiamo di fare una cosa importante. Insomma, facciamo marketing con dei biglietti da visita concreti che si possono portare anche a casa e magari fare il passaparola. Diciamo che con certi biglietti da visita non serve il marketing.
Basta sì. Ringraziamo il nostro presidente Ghiro, noi adesso andiamo a trovare altri ospiti, ma le telecamere ora si spostano a Udine dove è di scena Friuli Doc.